Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, questa storia, chissà se qualcuno di voi se la ricorda, io me la ricordo molto bene, l'ho ricordata sfogliando questo Guerin Sportivo successivo alla prima giornata del campionato 99-2000, in cui a pagina 90, ovviamente figuriamoci se il baraccone del calcio dedicava un'apertura a cose che potessero scalfire la perfezione e la pulizia del mondo del pallone. Eccolo qui, il pentito di Famiglia Cristiana. Che cosa è successo in quella stagione, in quei giorni più o meno, alla vigilia del campionato 99-2000, il 27 agosto, venerdì 27 agosto 1999, diverse agenzie di stampa iniziano a battere una notizia che sembra avere del clamoroso, ovvero alla redazione del giornale Famiglia Cristiana, nella rubrica delle lettere da scrivere, che si chiama Colloqui col padre, viene inviata una lettera appunto alla rivista di un calciatore professionista che si pente di aver venduto una partita nel corso dell'ultima stagione. La lettera è autentica in quanto il direttore di Famiglia Cristiana, Don Shortino, dirà che dalle verifiche fatte sia da lui che successivamente dalla procura la lettera è autentica. L'autore è anonimo e Famiglia Cristiana protegge l'anonimato in tutte le sue in tutti i suoi anche durante i tentativi dei giornalisti di conoscere il nome del pentito, protegge l'anonimato, ma nel frattempo si è aperta una sorta di scandalo, tanto più che questa notizia arriva alla vigilia della prima giornata di campionato e quindi molti giornali sono anche infastiditi e soprattutto le società di calcio sono infastidite del fatto che si parli più di questa notizia. Vengono attivate 3 procure, la procura di Alba, che è la città in cui ha sede Famiglia Cristiana, la procura di Torino e la procura di Roma. Le indagini vengono affidate al magistrato Raffaele Guariniello, che aveva anche seguito l'inchiesta del doping nata l'anno precedente. C'è un riservo incredibile sul nome di quello che viene definito il pentito di Famiglia Cristiana o il pentito del calcio. I giornalisti iniziano a quel punto a fare le ipotesi più fantasiose, cercando di escludere nomi e cercando di attirarne altri. Perché? Perché nella lettera, in cui adesso vi leggo qualcosa della lettera, che dice: carissimo padre, mi sono venduto una partita importantissima, so che ho falsato il campionato, chi mi perdonerà per quello che ho fatto? Allora, il pentito dà anche qualche indizio su quello che era successo. Lui dirà intanto di aver cambiato squadra nel corso dell'estate e di aver favorito, grazie al suo inganno, chiamiamolo così, una terza squadra. Allora, i giornalisti iniziano a fare delle ipotesi e ci sono un paio di partite chiacchierate della stagione precedente. Una riguarda direttamente il Milan, è Udinese-Milan 1-5 di aprile, che permise al Milan di arrivare ad un punto dalla Lazio, e l'altra è Udinese-Perugia 1-2 dell'ultima giornata, una vittoria abbastanza sorprendente del Perugia, che era in lotta per non retrocedere, che vinse in casa dell'Udinese, che era invece in lotta per l'Europa, addirittura per il 4º posto che per il primo anno portava in Coppa dei Campioni. E il nome che immediatamente balza su quasi tutti i giornali è quello di Alessandro Calori, che risponderebbe un po' ai canoni, diciamo, della lettera. Intanto ha cambiato squadra proprio dall'Udinese al Perugia nel corso dell'estate, e poi il suo gesto avrebbe favorito una terza squadra, quindi in questo caso, se la partita fosse davvero Udinese-Perugia, la vittoria del Perugia avrebbe consentito al Perugia di affrontare l'ultima giornata con una condizione di classifica più tranquilla, aiutando indirettamente il Milan a vincere la partita scudetto proprio al Curi in maniera un po' più agevole. Calori si risente, si indigna, si irrita, minaccia
querele a destra e a sinistra, si proclama estraneo a tutta la vicenda. Milan, Udinese fanno altrettanto, addirittura l'Udinese dice che a causa della sconfitta contro il Perugia sono stati persi tanti introiti economici, oltre alla possibilità dal punto di vista sportivo di raggiungere il quarto posto. Nell'ottobre, nel frattempo comincia il campionato, si smorzano un po' le polemiche su questa vicenda. Nel ottobre del 1999 esce un altro nome, spunta un nuovo nome che è Lorenzo Battaglia, giocatore di Serie C. In effetti nessuno aveva parlato di Serie A, lui nella lettera aveva soltanto scritto una partita determinante per il campionato e aveva soltanto scritto di essere un calciatore professionista in attività. Quindi che cosa vuol dire? Che partite importanti ce ne sono in Serie A, in Serie B e anche in Serie C. Il nome di Battaglia esce perché Battaglia è passato in estate dalla Nocerina al Savoia e la partita incriminata sarebbe Nocerina-Castel di Sangro, tra l'altro vinta a tavolino dal Castel di Sangro, ma per problemi di ordine pubblico. La sconfitta della Nocerina il 16 maggio del 99 impedì alla Nocerina di qualificarsi per i playoff, a cui accede invece il Savoia, che li vincerà battendo il Palermo in semifinale e la Juve Stabia in finale, e di andare in Serie B. E Battaglia in estate passa proprio al Savoia e quindi i sospetti nascono anche per questo aspetto. Il calciatore fa la stessa cosa che ha fatto Calori, dice di essere estraneo completamente alla vicenda e alla fine anche in questo caso non se ne esce in nessun modo. Nella primavera del 2000 arriva una doppia archiviazione, insomma nessuna soluzione al mistero. Molti se la prendono con la direzione di Famiglia Cristiana, accusandoli di essere un po' omertosi, di non aver detto pubblicamente il nome del calciatore e scoperchiare questo scandalo. Famiglia Cristiana si è sempre trincerata dietro all'anonimato. Poi comunque stiamo parlando di organi, chiamiamoli così, religiosi, quindi c'erano a volte quasi oserei dire dei segreti confessionali che impedivano di rivelare anche determinati nomi. Insomma, nessuno parla più della storia del pentito fino allo scandalo di Calciopoli del 2006, quando viene sentito, perché appunto implicato in questa vicenda, l'ex arbitro Massimo De Santis, che tirerà fuori quasi dal nulla questa notizia dicendo che la Juventus perse appositamente, non si sa perché poi, il campionato 99-2000 a favore della Lazio, perdendo l'ultima partita a Perugia e facendo segnare appositamente Alessandro Calori in quel famoso Perugia-Juventus del 14 maggio del 2000, in quanto Calori stesso era l'autore della lettera a Famiglia Cristiana ed era lui dunque il pentito di quella vicenda lì. Riesce di nuovo fuori il nome di Alessandro Calori, che naturalmente ha querelato De Santis dopo quelle dichiarazioni. Insomma, dal 99 a oggi il nome di quel pentito non è mai ufficialmente uscito e, come un po' in tutti i misteri della cronaca, un po' quasi sembrano quegli omicidi irrisolti, proprio la mancata soluzione, il mancato nome del colpevole ha acceso la fantasia degli appassionati e insomma ognuno trova ogni volta il suo colpevole preferito, o ha il suo filone di indagine preferito, e il mistero, e questa notizia, questa vicenda è ancora avvolta nel mistero, non se ne sa ancora niente. Io vi ho portato qui questo articolo, addirittura c'è la foto della lettera di Famiglia Cristiana. Ovviamente non leggo nulla io da qua, figuratevi voi da qui, ma ve la faccio vedere. E ovviamente Rigori Sportivo che cosa aveva fatto? Senza saper né leggere né scrivere aveva piazzato una bella foto di Alessandro Calori, che poveraccio, magari era veramente lui, magari no, insomma, senza prove, senza riscontri sicuri,
bel colpevole piazzato lì, non ce lo facciamo mai mancare. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like, commenti, insomma le solite cose, io torno domani.